Potrebbe esserci la mano di uno o più sabotatori in merito all'incidente dei fuochi d'artificio di Malamocco, caduti domenica sera scorsa ad altezza uomo con pezzi incandescenti che hanno causato il ferimento di 10 persone, tra cui un bimbo di 10 anni, dimesso soltanto nelle scorse ore dall'ospedale, dopo le ustioni di primo e secondo grado riportate alle gambe. È una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che non escludono il pirata o i pirati dei fuochi di Malamocco possono aver agito indisturbati da una barca o più probabilmente da un pontone, e da qui che pare possano aver sparato i fuochi pirotecnici a 250 metri dalla riva. Distanza quest'ultima infatti impossibile da raggiungere per i fuochi in questione, per la peculiarità e la specificità degli stessi, vista il raggio di caduta di 80 metri e non di più. A confermarlo anche le analisi degli inquirenti con carabinieri e vigili del fuoco. Attestano come domenica distanza di sicurezza e prescrizioni fossero invece a norma. Si sta continuando ad indagare, puntualizza oggi il prefetto di Venezia Darco Pellos. Ci sono delle indagini in corso, verranno accertate se ci sono delle responsabilità. È comunque un episodio negativo nella gestione di eventi di questo genere che ha bisogno di essere approfondito. Dunque è stato davvero un pirata o più umani a sabotare i fuochi di domenica a Malamocco? Gli inquirenti lanciano un appello: contattate le forze dell'ordine se qualcuno fosse in possesso di immagini utili alle indagini, magari girate anche con il drone. Diversamente, se l'ipotesi dei pirati prendesse corpo, gli stessi potrebbero agire nuovamente e potrebbero esserci nuovi feriti o peggio anche delle vittime.